Cari telespettatori, rieccoci insieme, ricominciamo con questo il nuovo ciclo di puntate, stiamo sull'attualità, su situazioni che interessano bene o male tutti i cittadini, sia le categorie produttive ma anche noi consumatori, e quest'oggi parliamo in generale del commercio, partendo dal nostro territorio naturalmente, quindi vedere la Regione cosa sta facendo per rilanciare i commerci, poi il discorso del DEF che prevede teoricamente di non aumentare l'IVA, si accenna a rimodulazioni, punto di domanda, insomma vedremo di capire le categorie produttive come stanno, cosa pensano, cosa si può fare, perché è un settore che non sorride, non va benissimo. Abbiamo dei dati analizzati da associazioni anche di consumatori che dicono che sia in calo, un aumento veramente marginale in alcuni ambiti. Il settore agroalimentare poi soffre o non soffre, soffrirà dei dazi e quindi di queste limitazioni che sono state imposte a livello internazionale. L'Italia sembra in parte essere esentata, insomma c'è tanta carne al fuoco. Vi presento subito i nostri interlocutori e poi andiamo lo spazio allo CGIL per poi ritornare in studio. Ben arrivato qui con noi l'assessore della Regione Veneto alle attività produttive Roberto Marcato, grazie assessore di essere qui con noi, grazie anche a Maurizio Franceschi, segretario regionale Confesercenti del Veneto. Grazie a Eugenio Gattolin, direttore Confcommercio del Veneto, e Michele Ghiraldo, presidente FIDA Confcommercio Alimentaristi Veneto, quindi la categoria dazi è tutta sua, in pappa sua. E deve raggiungerci anche probabilmente il presidente di Federconsumatori Venezia, Paolo Ormesi, ma noi partiamo subito con il nostro speciale dedicato agli anziani.